Le sue nozze erano d'argento, 25 anni di fedeltà, ma Flavio Tosi arriva ad Antenna 3 da uomo libero, senza i simboli del Carroccio. Questa è la sua prima uscita pubblica da ex leghista. È una cosa a cui uno si deve abituare perché sei abituato a 25 anni di Lega, quindi ti fa un po' effetto. Da ex segretario nazionale della Liga Veneta si mostra un po' malinconico e quasi stranito. Si deve abituare, dice, alla svestizione e ribadisce che deve prendersi del tempo sul suo futuro più prossimo. La sfida è quella di continuare a governare la città di Verona facendolo il meglio possibile. Sul resto ci siamo preso tempo per pensarci e ci pensiamo. Intanto in Lega è guerra aperta, una guerra civile si dice, nella quale non si sa più chi sta con chi. A Treviso stasera direttivo riunito per far chiarezza sulla graticola La Corrente Tosiana. Se sarà così sarà una decisione di chi oggi ha la responsabilità di governo della Lega, che non è più Flavio Tosi. Ovvero Matteo Salvini. A lui ora sedare gli animi e la guerra. E infatti domani pomeriggio in via Bellerio a Milano, al centro del Consiglio federale, ci sarà proprio la situazione in Veneto. Non è escluso, secondo fonti del Carroccio, che l'incontro possa essere l'occasione per la ratifica di Giampaolo Dozzo a commissario della regione. Si vedrà. Lui intanto ci pensa proprio alla regione, pensa a come potrebbe votare. Se io non mi candidassi, voterei comunque lo schieramento di centrodestra. Quindi Zaia? Certamente. La bufera non scalfisce le sue posizioni ideologiche, né scalfisce il rapporto di amicizia con tanti fedelissimi che ancora non hanno dichiarato le proprie intenzioni. L'unico nemico si chiama Matteo Salvini. Da 1 a 1000, quanto è incazzato con Salvini? 1001. 1001? E se io sono Salvini in questo momento e le tendo la mano? Il resto questa sera a X News.